professione o chi attenta al bene comune. Eppure i tempi e i modi, il se e il come, non sono meno importanti del cosa si fa. Se c'è bisogno di adeguarsi alle consuetudini internazionali, c'è anche un elementare principio di difesa di chi in condizioni difficili deve garantire la sicurezza dei cittadini. In Inghilterra l'ID number, il codice identificativo sulle divise della polizia, c'è dal 2005, ma è da tempo che lì, negli stadi, si va con la famigliola al seguito, senza l'incubo di bombe carta o risse. Anche in Svezia e Germania gli ufficiali di polizia sono tenuti a farsi identificare, eppure non risulta che da quelle parti le finali di Coppa dipendano da un Jerry a carogna o che un Gastone, già noto ai giudici, possa tirar fuori una pistola e uccidere. Una foto può inchiodare un poliziotto e farlo diventare un mostro nell'atto di schiacciare una ragazza e il suo dissenso, ma una telecamera sul casco avrebbe potuto aiutare la ricostruzione del contesto rendendo la fotografia meno ingannevole. Le foto ci sono, le telecamere non ancora. Può sembrare un paradosso, conclude De Marco, ma gli addetti ai lavori dicono che nel corpo a corpo gli uomini in divisa di solito hanno la peggio. Da qui la richiesta di fissare un limite minimo di distanza per i manifestanti. Sarebbe un ulteriore inutile formalismo. Ma quanta sommarietà, quanto populismo, quanta demagogia ci sono nel chiedere oggi, in nome della trasparenza, ma nell'indifferenza di una possibile incostituzionalità, la pubblicizzazione degli atti relativi ai provvedimenti disciplinari di poliziotti e solo poliziotti. Di lotte spettacolari ne abbiamo viste tante, di spettacolari vittorie dello Stato non abbastanza, a partire dagli stadi. Questo è l'articolo di fondo del Corriere della Sera. Vediamo le altre prime pagine, tra l'altro in cronaca di Milano in primo luogo. Cronaca di Milano che si apre con una prova generale per l'Expo 2015 per l'aeroporto di Malpensa, perché da martedì prossimo fino a tutto il 1° giugno, a causa della forzata chiusura dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio per lavori di rifacimento della pista, Malpensa gestirà un traffico passeggeri aumentato del 50%, nel momento in cui però non si sa che fine farà Malpensa in virtù dell'alleanza fra Alitalia e Etihad. In ogni caso, in termini reali per il momento e per un mese, i transiti passeranno in media da 50 a 75 mila al giorno. È come se per 3 settimane l'intero aeroporto di Linate si trasferisse in casa di Malpensa, un'operazione unica nel suo genere, conferma il direttore generale della SEA, la società che controlla gli aeroporti milanesi, Giulio Demetrio. E a proposito di SEA c'è il caso dei 2400 lavoratori di SEA Handling che si occupa di bagagli. La difficile transizione dall'attuale società SEA Handling alla nuova società Airport Handling non si limita ai 300 incentivi all'esodo di altrettanti lavoratori, ma si allarga anche ai dipendenti del gruppo madre, cioè la SEA. Sul tavolo delle trattative tra aziende e sindacati la possibile fuoriuscita incentivata di un gruppo consistente di dipendenti della SEA, da 50 a 100. Poi c'è ancora la cronaca nera. A Pioltello, in questo caso, i vicini di casa non li sentivano da ore, hanno provato ad avvicinarsi alla porta di un appartamento dove 2 anziani vivevano soli e in difficoltà. Nessuno rispondeva, hanno dato l'allarme, la porta era chiusa dall'interno, sono intervenuti i pompieri, hanno trovato una donna stesa nel letto massacrata a martellate e un uomo lì accanto, anch'egli ferito, ma vivo, con dei segni sul capo e al volto, martellate simili a quelle della donna, ma inferte con minore violenza. Uccide la moglie disabile e poi tenta di togliersi la vita. La tragedia a Pioltello. Primo piano però in cronaca milanese c'è anche l'incontro fra il presidente della regione Lombardia Maroni e il ministro dell'interno Angelino Alfano, che ieri è intervenuto sulla questione dei cosiddetti profughi arrivati in stazione centrale a Milano a margine dell'incontro in prefettura per l'Expo. Il ministro degli interni Alfano ha detto che non c'è emergenza. Molto critiche le reazioni non solo di Maroni ma anche del sindaco di Milano Pisapia. Il prefetto ci ha garantito che non c'è emergenza siriani, ha detto il ministro degli interni Angelino Alfano, che è intervenuto appunto ieri in prefettura a Milano. Risponde il governatore Roberto Maroni: c'è emergenza, non siamo in grado di gestirla e le richieste di aiuto arrivano non solo da Milano, ma da molti altri comuni lombardi.
Finora, dice il sindaco di Milano Pisapia, abbiamo ospitato oltre 6.000 persone, come è dovere di una città accogliente, ma senza un intervento preciso sulle competenze prenderemo posizioni molto forti che non vogliamo prendere perché parliamo di persone che soffrono. Come governo, ha detto ancora Alfano, vogliamo accelerare le procedure che consentano a queste persone di andarsene via, perché i siriani che sono a Milano non vogliono fermarsi qui, ma andare in altri paesi. Il diritto d'asilo deve poter essere esercitato in tutta Europa. In brevissimo tempo sarà convocata una conferenza unificata alla quale prenderanno parte anche i comuni. Commenta ancora Roberto Maroni. Qui serve un piano di emergenza nazionale e non basta appellarsi all'Europa, perché siamo in presenza di un flusso continuo che necessita risposte organizzative. L'assessore comunale alle politiche sociali, Giunta Pisapia, per Francesco Maiorino, conferma: la situazione è sempre molto critica, è un errore sottovalutarla. Finora non abbiamo mai avuto né informazioni né aiuti da Roma. Il ministro degli interni si è accorto finalmente che esistono i siriani, dice ancora l'assessore Maiorino. Adesso deve esserci un'azione conseguente e a questa presa di coscienza. Fra l'altro è giusto affermare che vogliamo aiutarli ad andare in altri paesi, ma concretamente cosa significa? Che gli organizzano il viaggio, che prendono accordi con gli altri paesi, che comprano il biglietto del treno o dell'aereo? Domanda Maiorino. Il sindaco Pisapia ha ancora spiegato che è necessario un luogo, che stiamo cercando un luogo, forse lo troveremo nei prossimi giorni, per ospitare queste persone, dando loro un letto e un tetto, evitando bivacchi e problemi. Il governo ha promesso di darci una mano, vediamo se riesce a passare dalle parole ai fatti. Così il Corriere della Sera riassume la questione dei profughi, Maroni e Pisapia contro Alfano, lasciati soli. E sempre dal Corriere della Sera, per concludere dalla cronaca lombarda, 2 lettere a Isabella Bossi Fedrigotti da via Stresa. Una cuccagna per gli abusivi, una fiera dell'illegalità dopo l'occupazione abusiva da parte di rappresentanti dei centri sociali di un immobile della regione Lombardia. E lasciamo con questo il Corriere. Anche il Giorno si occupa di Milano, crocevia dei disperati. Maroni e Pisapia non ci stanno. Alfano promette lo status giuridico di profughi, ma arrivano ondate di eritrei e di siriani. Una truffa, famiglia paga 500 euro per un passaggio fasullo e deve tornare in centrale. L'ultimo sbarco a Catania di 163 eritrei è di ieri mattina. Sono stati salvati dalle forze militari nell'operazione Mare Nostrum. Oggi a Trapani sono attesi altri 800 profughi. La Libia ha come sempre il coltello dalla parte del manico, scrive il Giorno. Accetta i profughi da Siria, Pakistan, Eritrea, Somalia, li mantiene in durissime condizioni e lascia andare verso l'Italia. Milano è diventata la porta d'Europa dei profughi. I siriani, peraltro difficile da definire la nazionalità in ogni caso e comunque lo status di rifugiato pure, in ogni caso sono in fuga da una guerra cruenta, gli eritrei da un regime totalitario. Tutto avviene in poche centinaia di metri, dalla stazione centrale alle vie della multietnica Porta Venezia a ridosso di Corso Buenos Aires. Sempre in cronaca milanese, anche il Giornale apre su questa questione. E allarme profughi, ma non per Alfano, altri 900 siriani attesi a Milano. Il capoluogo lombardo e la Lombardia chiedono aiuto, ma per il Viminale non c'è alcuna emergenza. Infine l'ultima notizia dalla cronaca lombarda, torniamo al Giorno. Controlli antimafia più veloci per l'Expo 2015, appalti sotto i 100.000 euro possono saltare le ispezioni. E un decreto sblocca 141 milioni per le infrastrutture. Per la realizzazione e l'allestimento dei padiglioni, l'informativa contro le infiltrazioni mafiose scatterà soltanto per appalti e commesse da 100.000 euro in su. Prima la soglia era fissata a 50.000. Le nuove linee guida saranno spedite ai paesi esteri che aderiscono all'Expo 2015. È la fase 3 dei controlli antimafia negli appalti legati all'Expo. Arrivano nuove linee guida per analizzare la fedina penale delle aziende. Più poteri al prefetto di Milano e un aumento del valore minimo dei contratti perché si accende il riflettore dell'informativa antimafia. Il ministro dell'Interno Alfano ieri ha presentato le modifiche al termine dell'incontro del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico
in prefettura a Milano. Cambia dunque il sistema per avviare l'informativa antimafia. L'informativa prima scattava per i contratti da 50.000 euro in su, ora si parte da una base di 100.000 euro. La soglia, comunque al di sotto dei 150.000 stabiliti dal codice antimafia, riguarderà gli appalti per la realizzazione dei padiglioni, l'allestimento interno e le attività legate agli eventi tematici che, secondo la prefettura, non presentano rischi di infiltrazione mafiosa. Lasciamo la cronaca lombarda e milanese e diamo un'occhiata anche al quotidiano nazionale Il Giorno, che oggi mette in primo piano, nella giornata in cui la Francia pone il problema dell'euro troppo forte, come vedremo meglio dopo. Il Giorno invece prosegue il suo viaggio nell'Europa che va al voto a fine mese. Quest'oggi Emanuele Bonini si occupa di 3 stati scandinavi: Svezia, Danimarca, Finlandia. Le elezioni saranno un test anche a livello di politica nazionale, in un momento in cui crescono movimenti populisti ed euroscettici, scrive il quotidiano nazionale. Sull'Europa cala il gelo del nord. In Scandinavia avanza l'estrema destra, da Stoccolma a Copenaghen crescono i movimenti antisistema. Il caso finlandese: per i nazionalisti di Perus gli aiuti alla Grecia pesano sulle spalle dei finlandesi. In Finlandia il voto europeo non passerà inosservato. Dopo il 25 maggio, scrive il quotidiano nazionale, l'unica repubblica di Scandinavia perderà il governo nella sua forma attuale. Il primo ministro in carica, Katainen, ha annunciato che lascerà il governo per un incarico europeo. Il candidato del Partito Popolare Europeo alla Commissione Europea, Juncker, ha promesso che in caso di vittoria elettorale e di nomina alla guida della Commissione, a Katainen, premier finlandese, verrà riservato un portafoglio significativo. Quale sia non è ancora chiaro, ma il passato da ministro delle finanze candida Katainen a sostituire un altro finlandese che abbiamo imparato a conoscere, Olli Rehn, attuale commissario europeo per gli affari economici e monetari. Dopo il voto europeo, per la Finlandia si aprirà la via del rimpasto di governo. Oltre che sul piano delle vicende interne, la Finlandia rischia di non passare inosservata anche per il valore prettamente europeo delle elezioni. Il partito I Finlandesi, formazione euroscettica vicina alle posizioni di Geert Wilders e di Marine Le Pen, ha incentrato la campagna elettorale, condotta dal leader Timo Soini, sul peso economico che gli aiuti alla Grecia costano al paese, e il tema sta facendo presa. Il partito, presente in Parlamento europeo con un deputato, potrebbe triplicare il numero dei suoi eletti. Dalla Finlandia alla Danimarca, più Danimarca, meno Europa è lo slogan elettorale che contraddistingue il dibattito danese. A diffonderlo il Dansk Folkeparti, il partito popolare danese, partito nazionalista euroscettico che è ai massimi storici nella scala dei consensi, davanti anche al partito socialdemocratico della premier Helle Thorning-Schmidt e al Partito Liberale. A indurre l'elettorato a esprimersi per gli euroscettici il problema dell'immigrazione. I danesi sono preoccupati per gli effetti che l'ingresso in Danimarca di altri cittadini europei e di quelli di paesi terzi col diritto d'asilo può produrre nel medio-lungo periodo sul sistema sanitario e sul modello sociale. Nel Regno si inizia a riconsiderare uno dei principi su cui si fonda l'Unione Europea, la libera circolazione delle persone. Ma non c'è solo il Parlamento europeo ad attendere l'elettore danese. Il 25 maggio gli elettori danesi dovranno decidere se aderire o no alla Corte Europea dei Brevetti. Il 18 febbraio 2013 i 27 membri dell'Unione Europea hanno firmato l'accordo che prevede l'istituzione di questo organismo. La Corte avrà sede a Parigi e 2 sedi a Londra e Monaco di Baviera e avrà giurisdizione sui brevetti europei. Il governo danese non ha ratificato l'accordo perché non ha raggiunto il voto favorevole di 5/6 dei parlamentari, la maggioranza chiesta per la ratifica. In tal caso la legge richiede la consultazione popolare. Sarà referendum. Un altro test sulla natura europeista danese. Infine la Svezia. In Svezia le elezioni europee saranno un test per i partiti in vista delle politiche di settembre. Quest'anno nel Regno si vota per rinnovare il Parlamento. Le elezioni del 25 maggio sono pre-campagna elettorale nazionale. I principali partiti di centrodestra e centrosinistra non seguono la dinamica del dibattito europeo basata sulla questione austerità
crescita e non mettono in discussione le politiche di austerità, considerate ineludibili. In tal modo si cerca di non disperdere l'elettorato. In Svezia ci sono tanti piccoli partiti, il partito dei pensionati, il partito pirata, il partito femminista. Il vero test per questi partiti minori, dato che la Svezia è l'unico dei paesi scandinavi ad avere soglie di sbarramento per le elezioni europee, ma c'è soprattutto il partito dei democratici svedesi, formazione anti-Europa e anti-immigrazione. Anche qui il partito è in crescita. Per la prima volta nella storia dovrebbe ottenere seggi in Parlamento europeo, marcando una svolta nell'attitudine europeista svedese. Il partito dei democratici svedesi, che è in crescita appunto elettorale anche per quanto riguarda la Svezia, Danimarca e Finlandia, con un filo comune, sottolinea dunque il Quotidiano Nazionale. Brevemente dal Quotidiano Nazionale un'intervista al sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che si scopre renziano, titola Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. Sui sindacati ha ragione il Premier, dice il sindaco di Parma, in occasione dello sciopero in comune contro di lui, che replica soltanto slogan. Si lamentano, voglio vederli se taglio le società partecipate dal comune, busseranno alla mia porta perché ridurrò il personale, dice il sindaco quasi ex Movimento 5 Stelle di Parma. Infine, sempre dal Quotidiano Nazionale, la cronaca da Senigallia sommersa dalla melma dopo l'alluvione, 300 famiglie senza casa e ancora emergenza nelle Marche, nelle strade cumuli di rottami, 20 milioni di euro la cifra messa a disposizione da Banca Marche per imprese e famiglie colpite dall'alluvione. Per i privati previsti finanziamenti agevolati. La cifra stanziata per le Marche dalla Conferenza Episcopale Italiana, 1 milione di euro. I vescovi hanno deciso di destinare una quota dei fondi derivanti dall'8 per 1000 alla regione Marche, duramente colpita dall'alluvione. Gli sfollati, alcuni dormono in macchina, i più fortunati dai parenti o in albergo. Via l'acqua, restano fango e detriti. E infine, sempre dalla cronaca del giorno, ma la notizia viene dalla Grecia, in questo caso tragedia di migranti nel mare Egeo, 2 barche ribaltate, decine di morti, tentavano la traversata fra Turchia e Grecia. Gli sbarchi aumentati anche in Grecia, una nuova tragedia dell'immigrazione nel Mediterraneo. Lo scenario è il braccio di mare Egeo fra la costa turca e l'isola greca di Samos, dove un motoscafo e un gommone carichi di migranti si sono capovolti, causando la morte di decine di persone. Il bilancio parziale parla di 22 morti, numerosi i dispersi. E infine lasciamo il Quotidiano Nazionale con un'ultima segnalazione dalla pagina economica. Sale il tasso di disoccupazione in Lombardia e la regione Lombardia sfida la crisi stanziando 73 milioni di euro col progetto Garanzia Giovani, chance per gli under 30, oltre 20 milioni di euro stanziati per la dote unica lavoro per un totale di 73 milioni e poi l'avvio del progetto Garanzia Giovani per accompagnare i giovani disoccupati nel mondo del lavoro. Sono le 2 mosse con le quali Regione Lombardia lancia la sua sfida alla crisi economica. Ieri a Palazzo Lombardia il convegno Dote Unica Lavoro e l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione e lavoro Valentina Aprea ha ricordato i numeri della crisi. Il tasso di disoccupazione in Lombardia è salito all'8,7% nell'ultimo trimestre del 2013 contro il 12,6% dell'Italia. Quelli che invece sono i giovani che non cercano lavoro, sono fuori dal lavoro, dalla scuola e dalla formazione, i cosiddetti NEET, tra i 15 e i 19 anni, al 2013 ammontano a 260.000, il 18,4% del totale delle persone fra 15 e 19 anni, un tasso inferiore di 7 punti al dato nazionale, ma cresciuto del 14% rispetto al 2012. Per rispondere alla crisi, Dote Unica Lavoro è diventato un sistema stabile. Il 64,3% delle persone prese in carico ad ottobre con questo progetto di Regione Lombardia si sono riattivate nel mercato del lavoro. Intanto è partito anche il progetto Garanzia Giovani. Per aderire bisogna accedere al portale regionale borsaLavorolombardia.net. I principi di Dote Unica Lavoro sono diventati il punto di riferimento per il piano Garanzia Giovani.
un mercato del lavoro caratterizzato da più flessibilità, con politiche efficaci che accompagnino la persona dalla scuola al lavoro, da un contratto all'altro. Questo è l'intento di Regione Lombardia. Lasciamo il giorno, andiamo alla prima pagina di Repubblica, che apre con il presidente Napolitano che si rivolge ai club di calcio: rompete i legami con le curve ultra, ma anche con il sindaco di Torino Fassino e il dito medio del sindaco Fassino contro i tifosi Granata del Torino. Il sindaco nella bufera dice: non chiedo scusa. All'inizio aveva detto che non aveva fatto alcun gesto, poi siccome era stato beccato dalle telecamere ha detto che invece sì, però era giusto perché mi hanno tirato ghiaia e lattine, non chiedo scusa ai miei aggressori, non ho offeso i tifosi, non ho mentito. Ha mentito sì, perché prima ha detto che non aveva fatto alcun gesto. In ogni caso ho contestato una ricostruzione sbagliata, ha detto il sindaco juventino di Torino Piero Fassino. Ormai è normale aggredire chi non è d'accordo con te, dice Fassino intervistato da Repubblica. E Grillo non faccia la morale, perché lui ha inveito contro tutti. Vattene juventino, e lì scatta il dito medio di Fassino ai tifosi del Torino. È bufera sul sindaco di Torino, scrive Repubblica. Il primo cittadino perde la pazienza di fronte agli insulti degli ultra Granata. Un video lo accusa. Perché inizialmente Fassino ha detto no, non è vero, poi il video lo ha dimostrato, mentre l'Unione Europea dice che l'Italia cresce poco, meglio la Spagna e la Grecia. Se ne occupa in prima pagina su Repubblica Federico Fubini. L'ultima infornata di stime della Commissione Europea arriva e se ne va lasciando dietro di sé un sospetto. E se ci fosse qualcosa di unico a proposito dell'Italia, questo paese pensava di essere parte di un club, quello dell'euro, o almeno della sua cosiddetta periferia. Nel bene e nel male il suo comportamento era spiegabile con un gruppo di simili. Ma è così? Si domanda Fubini, dando uno sguardo alle stime economiche dell'Unione Europea, che dice che l'Italia cresce poco, c'è una ripresina dei consumi, ma secondo il ministro dell'economia Padoan stiamo accelerando. Record per il debito, 135% sul prodotto interno lordo, quello italiano, e disoccupazione al 12,8%. Va meglio di noi anche l'europeriferia. Spagna e Grecia corrono il doppio, però partendo da dove? È il punto di domanda. Non indifferente. Abbiamo rifiutato gli aiuti, scrive Fubini su Repubblica. Abbiamo rifiutato le ricette amare di Bruxelles in cambio di manovre per 67 miliardi di euro, ma la ripresa non c'è. I segni di risveglio ci sono, ma molto più deboli degli altri paesi PIGS, Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna, che hanno fatto scelte drastiche su lavoro e spese, infatti vivono benissimo. Hanno fatto un salto di qualità della vita tra Grecia, Portogallo e Spagna memorabile. Questi giocano, si baloccano con i numeri e le stime del PIL, del debito e tutte queste balle qua. Poi l'economia reale, la disoccupazione e il tenore di vita sono un'altra cosa, ma non ce la racconta nessuno, ci raccontano solo dei numeretti che vengono dalla Commissione di Bruxelles, alcuni peraltro e non tutti, quelli che servono a giustificare il successo delle loro politiche. Poi il successo è sperimentato quotidianamente da chi vive e lavora o non lavora più, molto spesso, da chi deve sbarcare il lunario e da chi cerca di fare imprese e attività. Comunque, sul tema dell'Europa c'è anche da segnalare in prima pagina su Repubblica un appello pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano britannico Guardian e firmato da 14 economisti, in primis l'economista famoso in questo periodo per il libro sul capitalismo Thomas Piketty, che è il primo firmatario di questo manifesto, oggi ripreso da Repubblica. Bisogna creare una Camera parlamentare della zona euro, riprendiamoci la terra di nessuno della moneta unica. L'Unione Europea sta vivendo una crisi esistenziale e ce lo ricorderanno le prossime elezioni europee in modo brusco, scrive l'economista del momento Piketty. Ciò per lo più riguarda i paesi della zona euro, della moneta unica, impantanati in un clima di sfiducia e di crisi del debito che non si è per niente concluso. La disoccupazione continua, la deflazione incombe. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità che immaginare che il peggio sia alle spalle, scrive Piketty. È per questi motivi che accogliamo con interesse le proposte
per rafforzare l'unione politica e fiscale dei paesi della zona euro. Da soli i nostri paesi molto presto non avranno granché peso nell'economia mondiale. Se non ci uniamo in tempo per portare il nostro modello di società nella globalizzazione, la tentazione di ritirarsi all'interno dei confini nazionali avrà la meglio e sfocerà in tensioni che faranno impallidire a confronto le difficoltà attuali dell'Unione Europea. Attraverso questo manifesto, scrivono i firmatari in primo Thomas Piketty, vorremmo dare il nostro contributo al dibattito sul futuro democratico dell'Europa. È giunto il momento di riconoscere che le istituzioni europee esistenti devono essere ricostruite. La questione è semplice: la democrazia e le autorità pubbliche devono riacquistare il controllo del capitalismo finanziario globalizzato del XXI secolo e regolamentarlo in maniera efficace. Un'unica valuta con 18 debiti pubblici diversi sui quali i mercati possono speculare e 18 sistemi fiscali e benefit in competizione incontrollata tra loro non funzionerà mai. Bisogna dunque avere più unione, una unione fiscale in primo luogo e una unione, per così dire, economico-finanziaria maggiore. La ricetta dunque è quella di più unità, dare più caratteristiche di Stato, almeno ai paesi, ai 18 paesi della moneta unica. I paesi della zona euro hanno condiviso la sovranità monetaria e quindi hanno rinunciato all'arma della svalutazione unilaterale, ma non hanno messo a punto nuovi strumenti economici, fiscali e di budget comuni. Quindi unione economico-finanziario-fiscale sempre più stretta. Facciamo un superstato, in sintesi, è la posizione. Mentre sempre dal primo piano di Repubblica c'è da citare anche l'intervista al ministro tedesco degli esteri Steinmeier sulla questione dell'Ucraina. La guerra è vicina, dice il ministro degli esteri del governo tedesco. Trattiamo con Putin. L'intervistatore è Andrea Tarquini da Berlino. Siamo a un passo da uno scontro militare aperto in Ucraina. Serve una seconda conferenza di Ginevra, dice il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier. Non dobbiamo permettere a Putin di essere un avversario. Mi concentro sulla ricerca di possibilità e strumenti per evitare la guerra civile. La guerra è vicina, serve una nuova conferenza, siamo a un passo dallo scontro militare, dice il ministro degli esteri tedesco Steinmeier. Questo conflitto può distruggere l'intera architettura di sicurezza costruita in decenni. Dobbiamo cercare un mix bilanciato di pressione politica e di offerte diplomatiche. Non dobbiamo permettere a Putin di essere un avversario. Vediamo immagini spaventose, la situazione peggiora di giorno in giorno, specie nell'est ucraino. Le sanguinose immagini di Odessa ci dicono che siamo a pochi passi da uno scontro militare aperto. Dobbiamo cambiare la situazione. E infine, sempre da Repubblica, in prima pagina, un'inchiesta di Giuliano Foschini da Bari sull'università, i pizzini dei baroni che scrivono: sono il padrone dei concorsi. La procura di Bari ha chiuso il primo filone dell'inchiesta sul malaffare del sistema universitario italiano. 38 indagati, 2 per associazione a delinquere. A essere mercanteggiati sono i posti da professori negli atenei. I mercanti sono i baroni dell'università. Le mie richieste nel pizzino virtuale, così parlava la banda dei baroni universitari. Le intercettazioni dei prof sotto indagine a Bari, e l'ex garante della privacy raccomandava il figlio. Si tratta del professor Francesco Pizzetti, ex presidente dell'ufficio del garante della privacy. Giorgio Lombardi, poi scomparso, era ritenuto il capo dai colleghi. Quel posto deve andare alla Bernini, la senatrice Anna Maria Bernini, ex ministro del governo Berlusconi. Gli impegni si rispettano, dice Lombardi. Un docente racconta al telefono le pressioni ricevute, tra gli altri, da Giuliano Amato, attualmente giudice della Corte Costituzionale, per spingere l'ex ministra Bernini. Non ne posso più, diceva Amato, di ricevere pressioni per far avere il posto alla signora senatrice Bernini. Così Repubblica in prima pagina. Vediamo però anche la prima pagina della Stampa. Nelle carte della Federazione Italiana Gioco Calcio la trattativa con gli ultra, nelle carte federali, scrive la Stampa in prima pagina, ci sarebbe la verità su quel che è accaduto sabato sera all'Olimpico a Roma,
prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina. Gli ispettori confermano l'esistenza della trattativa ed evidenziano tutti i sì detti agli ultra-partenopei. Anche il quotidiano torinese si occupa dell'Unione Europea che gela il ministro Padoan, il Ministero del Tesoro italiano. La crescita italiana sarà solo dello 0,6% per quest'anno, meno dello 0,8% che era un dato già rivisto al ribasso dal ministro Padoan, le stime per l'anno in corso. E poi in taglio alto c'è notizia dell'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla poliomielite che sta ritornando. Pakistan, Siria e Camerun, i paesi che esportano il virus, colpa delle guerre e dei tagli agli aiuti. Ma a centropagina La Stampa mette, ne occupa anche il Corriere e gli altri quotidiani, visto che è uscito un proclama, la vicenda delle studentesse rapite e diventate schiave in Nigeria. Gli islamisti di Boko Haram rivendicano il sequestro e minacciano: venderemo queste ragazze, sono circa 300. Il commento di Maurizio Molinari sulla Stampa, l'analisi a pagina 13, quel mix folle di Sharia e pulizia etnica che caratterizza l'azione in Nigeria del gruppo islamista Boko Haram, fanatismo islamista e tribale per creare uno Stato dominato dagli Hausa e dalle leggi del Corano. Alunni chiusi nelle aule date alle fiamme, frecce avvelenate, motorini bombe nei mercati. Vendere come schiave centinaia di alunne catturate è soltanto l'ultima di una lunga serie di gesta efferate che vede Boko Haram protagonista di una campagna di pulizia etnica in Nigeria, simile a quella condotta dai Janjaweed nel Darfur sudanese. Nato nel 2002 come movimento contro la cultura occidentale, guidato dal fondamentalista islamico Mohammed Yusuf, eliminato nel 2009, il movimento Boko Haram nel 2013 è stato inserito dal Dipartimento di Stato americano nella lista delle organizzazioni terroriste sulla base di informazioni che attribuiscono al nuovo leader, Abubakar Shekau, la scelta di operare con Al-Qaeda nel Maghreb islamico, testimoniata da blitz in Camerun e Niger eseguiti assieme a gruppi jihadisti locali. Ma la definizione di terroristi islamici non basta, scrive Maurizio Molinari, a spiegare la natura di Boko Haram, che nella Nigeria del Nord si distingue per l'efferatezza delle proprie azioni. Incendi di chiese, stragi nelle scuole, rapimenti di massa, decapitazioni di agenti di polizia e leader musulmani sommano un bilancio di vittime dal 2002 al 2013 oltre quota 10.000. Molte delle quali eliminate con metodi orrendi, come raggruppare alunni in classi dati alle fiamme, bersagliare villaggi con frecce avvelenate, gettare motorini bomba nei mercati e praticare lo stupro di massa per cambiare l'identità di intere regioni. L'africanista Ali Masrui della Cornell University di Ithaca spiega che Boko Haram somma due identità: il fondamentalismo islamico e l'etnia Hausa nel nord della Nigeria, in rivolta contro il governo centrale. Tutti gli Hausa sono musulmani, come tutti gli Igbos nell'est sono cristiani, mentre nell'ovest gli Yoruba sono metà cristiani e metà musulmani. L'intento di Boko Haram è spingere gli Hausa musulmani a staccarsi dalla Nigeria, il cui presidente è il cristiano Goodluck Jonathan, e liquidare nel nord ogni presenza di cristiani o di musulmani infedeli. A chiudere la prima pagina della Stampa poi c'è il buongiorno del vice direttore Massimo Gramellini, oggi intitolato Fassinocchio. Pare che abbia suscitato un certo scandalo la decisione del sindaco Fassino di mostrare il dito medio a un gruppo di tifosi del Toro che lo stavano insultando. Pare anche che il dito medio ricordasse la silhouette ossuta del suo titolare, tanto che a qualcuno dei presenti è sembrato che Fassino stesse sollevando verso il cielo una copia in scala di se stesso. Una mirabile notazione di Gramellini. Forse solo un monaco zen avrebbe diritto di fargli la morale. Sfido chiunque a rimanere impassibile mentre ti insultano il parentado stretto, perfino se ti trovi in un luogo sacro, quale in effetti è il terreno su cui sorgeva e risorgerà, anche grazie a Fassino, lo stadio del Grande Torino. Senza contare che a sinistra il gestaccio non è considerato un insulto, a meno che lo facciano Bossi e Santanchè. Il problema di Fassino non è dunque il dito, è il naso, della stessa foggia di quello di Pinocchio.
Quando la notizia ha cominciato a circolare, il sindaco ha mandato una smentita. Avrebbe dovuto sapere che nell'era dei telefonini le bugie hanno le gambe opposte alle sue, cioè cortissime. In rete, scrive Gramellini, giravano già foto compromettenti del dito in libera uscita. Ai 5 Stelle non è parso vero di poter postare un video che immortalava la scena. Nei paesi di cultura protestante tanto sarebbe bastato per costringere il sindaco di Torino a dare le dimissioni. Lì sono ancora arretrati e un politico scoperto a mentire su qualcosa viene ritenuto capace di mentire anche su tutte le altre. Ma per fortuna in Italia, conclude Gramellini, la bugia è una forma di legittima difesa, un titolo di merito e a colpi di menzogne ben assestate si può arrivare ovunque, un domani perfino al Quirinale. Dalla Stampa andiamo alla Padania. La Padania apre con lo Stato Carogna, la premiata ditta Renzi Alfano scende a patti con i capi ultra, spalanca le frontiere ai clandestini e usa il pugno duro solo con gli indipendentisti veneti finiti in manette per un'opinione. Salvini raccoglie consensi anche al sud contro l'euro e contro l'invasione e oggi il Carroccio deposita il referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Questi gli argomenti di sintesi, di apertura della Padania, sintetizzati nel titolo Stato Carogna, con riferimento al celebre Genia Carogna e il tizio napoletano. Mentre verso il voto la Pontida dei Sorrisi e dei Giovani lancia la sfida del 25 maggio contro il partito unico dell'euro. Alle pagine 6 e 7 lo speciale, l'approfondimento su Pontida di domenica scorsa. La rivoluzione del sorriso, titola la Padania. Salvini dal palco, 25 maggio decisivo per il futuro, sarà un referendum tra noi e il partito unico dell'euro. Lo Stato da 10 giorni, 10 euro al giorno ai disabili, 40 ai clandestini. Questo è razzismo, gli spacciatori non vanno in galera, gli indipendentisti sì. C'è qualcosa da cambiare nella giustizia. E l'ultima pagina è dedicata invece alle fotografie da Pontida. Mentre sull'economia gli 80 euro di Renzi non fanno ripartire il paese, nuovo allarme debito e lavoro. Meno 19 giorni alle elezioni europee, ricorda la Padania, che a pagina 3 si occupa del viaggio del segretario federale leghista in Sicilia e Calabria. Il viaggio nel sud, basta euro e stop a Mare Nostrum. Iniziato il tour di Salvini nel mezzogiorno, in Sicilia, dice Salvini, perché qui ci sono cittadini preoccupati di fronte a questa invasione, mentre l'Europa se ne frega. Lega pronta al referendum sul reato di immigrazione clandestina. E intanto Angelino o ministro, Genia Carogna e lo Stato che non c'è, è la sintesi delle questioni, dei fatti dell'Olimpico, diciamo così. Dopo le violenze per la finale di Coppa Italia, il ministro dell'Interno Alfano si difende, lo Stato c'è, è forte, non fa trattative con la curva, non sta né in cielo né in terra. Pagina 9 della Padania invece c'è l'articolo di Alessandro Bonini sull'Italia e l'Unione Europea che si corregge: più debito e disoccupazione, dice l'Europa, Bruxelles peggiora le stime, intanto l'Istat avverte consumi in leggera ripresa, ma l'effetto degli 80 euro quest'anno sarà minimo. Lasciamo la Padania con un'ultima segnalazione sui candidati alle elezioni europee. La Padania oggi si occupa di Daniele Belotti, bergamasco, candidato per il nord-ovest. L'Europa deve rispettare la nostra identità. 3 criticità da affrontare: finanziamenti europei, immigrazione e patto di stabilità. E poi Mara Bizzotto, candidata per la seconda volta al Parlamento europeo nella circoscrizione di Nord-Est, in Veneto, orgoglio veneto contro le lobby e il potere finanziario. Dalla Padania passiamo al Libero, qui c'è un'apertura giocata sul sedere della portavoce della lista Tsipras. La sinistra si gioca il sedere, chiappetta rossa la trionferà, titola Libero. Tutti a mostrare il lato B per la lista Tsipras. Persa l'ideologia, sono restati in mutande e la Boldrini stavolta non si indigna, è il commento del direttore di Libero Maurizio Belpietro. Seppelliti falce e martello, la sinistra ora si affida al lato B, una svolta epocale che archivia lo storico bigottismo comunista di cui la Boldrini è l'ultima esponente. Dal pugno alzato
Agli slip abbassati. La Presidente della Camera ha più volte criticato l'uso del corpo delle donne chiedendo interventi censorii. Ora però si cambia. Il fatto qual è? Il fatto è che Paola Bacchiddu, portavoce della lista Tsipras, ha mostrato il sedere valorizzato dal bikini su Facebook commentando: è iniziata la campagna elettorale e io per i voti sono pronta a usare qualunque mezzo. A questa vicenda Libero affianca in prima pagina Piero Fassino mentre mostra il dito medio ai tifosi del Torino. Il sindaco, che è juventino, ha negato il gesto, ma è stato smascherato da un video girato da un esponente del Movimento 5 Stelle. Sempre poi dalla prima pagina di Libero, Fassino è come gli ultra, il sindaco pro Juve mostra il dito medio ai supporter del Torino, e per quanto riguarda il calcio c'è il commento di Filippo Facci: le leggi ci sono già, ma non le applicano, non vengono applicate, non servono nuove leggi, fate rispettare quelle vecchie, tutti si riempiono la bocca con i modelli stranieri, ma le norme che vietano di sparare per strada o di portare bombe allo stadio già ci sono, manca la volontà per applicarle. Franco Bechis si occupa invece in prima pagina su Libero dell'Europa che non crede nel bonus da 80 euro di Matteo Renzi, cresce solo il debito e restiamo fanalino di coda. La Commissione europea non crede alle promesse di Renzi e anzi pensa che la sua ricetta economica sia inefficace, a iniziare dal decreto che regala solo per il 2014 80 euro in busta paga a una parte dei lavoratori dipendenti fra il mese di maggio e quello di dicembre. È molto scettico sull'Italia il rapporto di primavera sulle economie dell'area euro pubblicato ieri dall'Unione Europea. Non è quello che avete sentito ieri dai principali telegiornali e non è quello che troverete nei resoconti stampa di oggi su gran parte dei quotidiani ancora assai innamorati del Premier Renzi. Però è quello che trovate nelle 180 pagine intitolate European Economic Forecast Spring 2014, che ieri la Commissione europea ha messo online in lingua inglese. Basta leggere e guardare i dati principali. La velina veicolata in Italia ieri raccontava di una Commissione europea che dà brutti voti in pagella sul debito pubblico che cresce ancora, passando dal 132,6% del PIL a fine 2013 al 135,2% a fine 2014 e al 133,9% a fine 2015. Brutti voti ammessi anche sulla disoccupazione, che vola dal 12,2% del 2013 al 12,8% del 2014, 12,5% nel 2015. Però si dice l'Italia è promossa sulla crescita. E invece, osserva Franco Bechis su Libero, proprio quello è il dato più preoccupante, che dimostra che si crede assai poco in Europa alle ricette economiche del nuovo governo Renzi. La Commissione riconosce una crescita del PIL al ribasso nel 2014 allo 0,6% contro un meno 1,9% del PIL nel 2013 e poi diventa crescita 1,2% nel 2015. Questo significa che la recessione è finita nel mondo e in Europa, ma l'Italia anche nella crescita zoppica e fa peggio di tutte le economie avanzate. La Commissione poi certifica che l'aiutino da 80 euro, il bonus Renzi, non avrà alcun effetto sull'economia. L'Italia nel 2014 sarà quartultima nella crescita del PIL e l'anno dopo solo Cipro farà peggio di noi. Sempre poi dal primo piano di Libero, Santoro contro Grillo. Beppe Grillo illiberale, ha detto il conduttore televisivo, se non la pianta scendo in piazza. Il giornalista nel mirino del comico si sfoga. Se non smette di insultare scendo in piazza per la libera informazione. Intanto Santoro starebbe meditando il divorzio da Travaglio, poi si definisce gemello diverso di Berlusconi. Gli altri sono cloni che non fanno ascolti. E infine, sempre dalla prima pagina di Libero, chi c'è dietro le proteste contro l'Expo? I fighetti figli di papà che occupano per contestare l'Expo 2015. Il Blitz No Expo contro Italy di Oscar Farinetti, l'occupazione dei No Global con l'attico, figli di papà con la casa in centro a Milano e il lavoro assicurato, ma mi sento in gabbia, dicono, è il ritratto dei nuovi antagonisti.
Il blitz dei collettivi No Expo da Italy a Milano, con ragazzi e ragazze all'interno del supermercato di Farinetti, hanno messo in scena un flash mob, dicono, per protestare contro il negozio di Farinetti che si maschera da azienda etica ma sfrutta il lavoro precario. Ci sono anche i No Expo Days, la rete Attitudine No Expo, di cui fanno parte collettivi milanesi, tra cui ZAM, Cantiere, San Precario e Lambretta. Sono loro che hanno dimostrato sabato scorso allo store Italy a Milano, scrive Libero. Da Libero al Fatto Quotidiano che si apre su Genni a Carogna, prima trattano e poi lo indagano, la procura valuta l'incriminazione del capo ultra napoletano che ha gestito con Hamsik, il capitano del Napoli, e i funzionari dell'Olimpico l'inizio del match di Coppa Italia, sotto gli occhi delle istituzioni. Ora la politica fa finta di indignarsi e usa la vicenda a fini elettorali, scrive il Fatto Quotidiano. Biglietti gratis, Molotov e niente tessera del tifoso, è la casta delle curve. Il ruggito del coniglio è invece il titolo del commento del direttore Antonio Padellaro. Sul Fatto Quotidiano c'è in prima pagina, con l'articolo di Antonio Massari, anche lo scandalo dei baroni universitari di cui parla anche Repubblica, come abbiamo visto in prima pagina. Università, qui una poltrona a me, lì una cattedra a te, procure di Bari e Milano e 38 professori indagati, concorsi truccati, intercettazioni. Vuoi che mettiamo tua figlia? Ma non era tuo genero? Nel fascicolo dei magistrati anche Bernini, senatrice di Forza Italia, e Pizzetti, ex presidente del Garante Privacy. Il barone è nudo, scrive Massari, e a mostrarlo è un'inchiesta della Procura di Bari approdata a Milano sui concorsi per diritto costituzionale, diritto pubblico comparato, diritto canonico, diritto ecclesiastico. Poi c'è Fassino con i tifosi, il mio dito medio, un gesto umano, dice il sindaco di Torino, smascherata la sua bugia. Melina alla genovese è invece il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. Da 48 giorni alla Camera c'è un deputato che dovrebbe stare in galera, si chiama Francantonio Genovese. Una volta tanto non sta a destra, scrive Travaglio, è un alto dirigente del Partito Democratico, RAS di Messina, padrone del partito in Sicilia, ex democristiano, ex Margherita, ex Veltroniano, ex franceschiniano, ex bersaniano, ultimamente renziano, emblema del conflitto di interessi per i rapporti azionari con la Caronte e la società dei traghetti sullo stretto di Messina e del clientelismo con mezza famiglia, lui compreso, nella mangiatoia dei corsi di formazione professionale. Dunque portatore insano di almeno 20.000 voti, dunque candidato alle politiche e subito dopo indagato. Il 18 marzo il GIP di Messina ha spiccato nei confronti dell'onorevole Genovese e di 4 presunti complici, la moglie era già in cella da tempo, un ordine di custodia per associazione a delinquere finalizzata a peculato, truffa, riciclaggio, sequestrando 6 milioni di euro di refurtiva intascata, secondo l'accusa, da Genovese e compagnia a suon di fatture false. Mentre però gli altri 4 finivano in gattabuia, il cosiddetto onorevole restava a piede libero e seguitava a circolare indisturbato a Montecitorio, grazie alle guarentigie costituzionali trasformate in privilegio medioevale. Per catturare un parlamentare, come è noto, occorre l'autorizzazione a procedere della Camera d'appartenenza, previa votazione in apposita giunta delle immunità, anzi delle impunità, scrive Travaglio. Nella Seconda Repubblica, su una trentina di richieste dei giudici, le manette sono state autorizzate soltanto per Alfonso Papa del PDL, ex magistrato tra l'altro. I suoi colleghi di Genovese possono impedire l'arresto solo in presenza di tracce evidenti di fumus persecutionis, altrimenti il no è uno scandaloso ostacolo alla giustizia, grave interferenza della politica nel potere giudiziario, al quale spetta il compito di limitare la libertà dei sospettati di gravi reati. Nell'attesa, Genovese ha inscenato la pantomima di autosospendersi dal PD, il quale PD, che con Sinistra Ecologia e Libertà ha la maggioranza assoluta alla Camera, si impegnava a procedere a piè fermo secondo il nuovo corso renziano. E infatti la giunta, presieduta da Ignazio La Russa,
ha impiegato 3 settimane per fissare la prima seduta, 9 aprile, ma solo per rinviare al 10, quando il relatore Antonio Leone del Nuovo Centrodestra ha illustrato il caso agli altri commissari ed è stato audito l'arrestando onorevole Genovese. Genovese, guarda un po', ha denunciato la persecuzione giudiziaria ai suoi danni contestando una perizia dei magistrati sul prezzo d'affitto di un immobile. I commissari del Partito Democratico, pensa tu, hanno chiesto ai giudici di produrre altre carte e intanto hanno rinviato la decisione che per legge deve arrivare entro 30 giorni, cioè entro il 18 aprile. Ma, dice la Russa, il termine è solo ordinatorio. Il 16 aprile nuova seduta, non per votare, ma per chiedere altri documenti alla Procura. Stavolta su proposta del relatore Leone, col voto contrario dei 5 Stelle e quello favorevole del PD, che ha spiegato il rinvio con la gran mole di carte da esaminare. Infatti ne hanno chieste altre per averne di più. Dunque, conclude Marco Travaglio, non basteranno neanche 2 mesi per fare ciò che la legge impone di fare in uno, dire sì o no all'arresto e passare la palla all'Aula per il voto finale. Il perché della melina è elementare, scavallare le elezioni europee, visto che, comunque vada a finire la storia, sarà uno scandalo per il partito del Premier. Un no all'arresto dimostrerebbe che il PD non ha niente da invidiare a Forza Italia. Un sì vedrebbe finire in manette un fedelissimo di Renzi. Molto meglio prendere, anzi perdere tempo con la complicità della grande stampa che di queste quisquiglie non si occupa. E pazienza se un arresto motivato con l'esigenza di impedire al capo del sodalizio criminale di continuare a delinquere richiede tempi rapidi per salvare le prove da eventuali inquinamenti e le tasche dei cittadini da nuove ruberie. Gentile Presidente Boldrini, conclude Marco Travaglio, lei ha sempre una parola da dire a proposito e anche a sproposito di tutto. Possibile che abbia perso la favella solo su questa vergogna? Dal Fatto Quotidiano però passiamo al Giornale, in prima pagina, altro che nuovo corso. La sinistra è fuori di testa, titola il Giornale. Fassino fa il teppista, dito medio con bugie ai tifosi del Torino. È l'ultima dell'onorevole Pina Picerno, che oggi risponde piccata ad Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che le risponde da par suo. Per insultare Berlusconi, la Picerno dà dei rincoglioniti agli anziani, scrive il Giornale in prima pagina. La renziana che rottama gli anziani, è il commento di Salvatore Picerno, Salvatore Tramontano su Pina Picerno. Berlusconi ha detto che supererà il 25%, sono i deliri di un anziano signore, ha detto la signorina Picerno. E poi i duri e puri di Tsipras che per il voto scoprono il corpo delle donne con la questione della portavoce della lista Tsipras e del suo lato B, di cui abbiamo già detto. C'è la pubblicità, le previsioni del tempo e poi vediamo gli altri titoli di prima pagina del Giornale che, in taglio alto peraltro, se la prende anche con Alfano assente. Dagli sbarchi agli ultra del calcio all'Italia servirebbe un ministro dell'interno che non c'è. Ci sentiamo tra poco. L'Associazione di Volontariato Protezione Civile GNP Onlus è formata da volontari
Campo dei Fiori. Questa mattina in parte soleggiato sulla Lombardia Est, ma via via aumento della copertura nuvolosa su tutta la regione, a sera possibili rovesci. Mercoledì passaggi nuvolosi estesi con possibili piogge al mattino e nel pomeriggio, poi poco nuvoloso e asciutto, temperature senza significative variazioni. Giovedì al mattino ancora nuvoloso su Garda e Mantovano, poi ben soleggiato su tutta la regione, asciutto e leggermente più caldo. Tendenza venerdì passaggi nuvolosi, poco sole, forse qualche rovescio in serata su Alpi e Prealpi, sabato ben soleggiato e asciutto. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Torniamo alla prima pagina del giornale col commento di Vittorio Feltri. Non paga nessuno, si indignano tutti. Severnini ha scritto un ottimo editoriale sul Corriere della Sera sugli incidenti all'Olimpico di Roma sabato sera. Il giornalista anglo-cremasco suggerisce la formula per trasformare tribune e dintorni da arene per gladiatori in salotti frequentati da signori per bene. Ricetta miracolosa di Severnini. Abolire qualsiasi reticolato, transenna, ingresso separato, treno speciale, presenza massiccia delle forze dell'ordine. Lo stadio è una festa, alle feste non si va scortati dalla polizia. I biglietti si acquisteranno in rete o al botteghino senza formalità come al cinema o al concerto, ma se qualcuno sgarra deve essere immediatamente fermato e punito, come accade in una piazza o in qualunque altro posto. Belle parole, scrive Feltri, meritano però un commento. Mettiamo pure che sia possibile creare sugli spalti gli ambientini sognati da Severnini, e se poi vi rompono Jenny a Carogna e il suo seguito di descamisados pronti a spaccare tutto, comprese le teste, cosa si fa? Li fermiamo immediatamente e li puniamo seduta stante. Ma come? Se il progettino dell'editorialista prevede di escludere la presenza delle forze dell'ordine? Provvede lui o sopraggiungono alcuni suoi amici a bloccarli e castigarli? I pazzi furiosi del calcio, ultras, imperversano da anni negli impianti sportivi, scrive Feltri, e sappiamo cosa combinano: distruggono, picchiano, feriscono, uccidono, vedi il caso di Raciti, nonostante l'intervento programmato dagli agenti, i quali ricevono ordini perentori: limitare i danni, non caricare, cercare di controllare la situazione, ed eseguono pedissequamente. Provare il contrario. Risultato: vengono sputacchiati, malmenati, insolentiti. Se reagiscono e si infiamma la battaglia e ci scappa un ferito, addio tutti addosso agli sbirri, che rischiano processi, condanne e licenziamenti. È ciò che succede da mezzo secolo. Se scoppia un casino e la polizia traccheggia, giù critiche a questore e prefetto: vergogna, avete permesso a quella gentaglia di farne di ogni colore. Invece di star lì a rigirarvi i pollici, dovevate ridurli all'impotenza. Se però poni caso gli agenti ai primi disordini si mobilitano e con le maniere forti provocano un'emorragia nasale a un teppista, si salvi chi può. Polizia fascista, servi del potere, energumeni, bastardi. Questi discorsi li udiamo da sempre, anche in occasione delle manifestazioni di piazza, che si concludono con scontri
tra giovanotti che ribaltano vetture, sfondano vetrine e bancomat e i cosiddetti reparti mobili incaricati di sedare le sommosse. Vogliamo l'ordine, ma odiamo chi è comandato a tutelarlo. Non è una contraddizione, è scemenza pura, scrive Vittorio Feltri. Sempre dalla prima pagina del giornale, una statistica a sorpresa: ne uccide più la zanzara che il leone. Malaria e febbre gialla, i piccoli insetti fanno 725.000 morti all'anno, il leone soltanto 100. L'articolo è di Oscar Grazioli. E poi sull'immigrazione l'allarme di Berlusconi: è in arrivo 1 milione di clandestini, dice Silvio Berlusconi. Di Fassino abbiamo già detto. Quanto invece a Renzi annaspa sulle riforme e confessa: mi sono fermato. L'ex rottamatore alla direzione del PD dice: cambieremo le istituzioni ma niente frenesia, evitiamo lo scontro, e infatti apre a Berlusconi sul presidenzialismo, scrive il giornale. Nel frattempo la Vigilessa dirigerà il traffico a Palazzo Chigi, dalla viabilità di Firenze ai vertici dello Stato. La Vigilessa Antonella Manzione, che prende domani piede a Palazzo Chigi, anzi domani la Manzione presiede il suo primo pre-consiglio dei ministri. Il debutto domani. Antonella Manzione, da capo dei vigili urbani di Seravezza prima e di Firenze poi, arriva al Consiglio dei Ministri, anzi al pre-consiglio di domani, il luogo nel quale i capi di gabinetto e degli uffici legislativi dei ministeri si accapigliano su commi incomprensibili pur di ottenere il concerto per il proprio ministero, la massima espressione della burocrazia. Con un particolare: nella Sala Verde di Palazzo Chigi domani si celebrerà una corrida con tanti tori e un solo matador, la Manzione, finalmente nella veste di capo dipartimento degli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio, da capo dei vigili di Firenze. Mentre lasciamo il giornale e andiamo a vedere anche la prima pagina del Manifesto. Il quotidiano comunista apre con questo titolo: sindaco o sindacato. Si apre oggi a Rimini il 17° congresso CGIL. Il più grande sindacato italiano guidato da Susanna Camusso è diviso sul governo Renzi-Alfano, mentre al centro dello scontro con la FIOM di Maurizio Landini c'è la sfida sulla rappresentanza sindacale. L'Unione Europea intanto rivede al ribasso la crescita del PIL e per l'Istat gli 80 euro di Renzi avranno un impatto minimo sui consumi. L'altro argomento in primo piano sul Manifesto: le riforme, testo sbagliato ma il governo lo pretende, i cambi ci saranno dopo. Il Palazzo Chigi detta i tempi e i modi della discussione parlamentare sulle riforme costituzionali, sostituendosi ai relatori del provvedimento. La soluzione individuata per far ingoiare ai senatori un testo che non piace alla maggioranza e non ha i voti è un capolavoro di ipocrisia parlamentare, scrive il Manifesto. Al testo base presentato da Renzi e Boschi, per loro stessa ammissione pieno di punti da correggere, sarà accoppiato un ordine del giorno che servirà a smentire il testo base, riconoscendo che su molti punti, su quello decisivo della composizione del nuovo Senato, non c'è l'accordo. Il commento su questo tema in prima pagina sul Manifesto è firmato da Gaetano Azzariti: un mostro giuridico le riforme presentate dal governo Renzi. Il commento prosegue a pagina 15. E poi in primo piano sul Manifesto c'è anche un'intervista al magistrato Raffaele Cantone, da poco nominato al vertice dell'autorità anticorruzione, sulla questione del calcio e via dicendo. Consenso, affari e controllo del territorio, le mani delle mafie sul calcio. A pagina 6 l'intervista all'ex magistrato della direzione distrettuale antimafia di Napoli, oggi a capo dell'agenzia anticorruzione. Le curve palestre della criminalità. Sarei molto cauto nel dire che quanto avvenuto all'Olimpico ha a che vedere con la camorra. Non lo dico per sottovalutare, ma per evitare di dare sempre la colpa di tutto quel che succede a Napoli alla camorra, che per me in questo caso non c'entra nulla, dice Cantone come premessa. Nel contempo però le mafie hanno le mani sul calcio, dice lo stesso magistrato. Dal Manifesto andiamo alla prima pagina dell'Unità. Il rigore di Napolitano sugli ultra è il titolo d'apertura. Il presidente dice che non si tratta con i facinorosi, le società rompono i rapporti, che è insomma una presa di posizione che definire standard è dire poco, mentre a centropagina
C'è spazio per il premier Renzi. Rimaniamo ultimi in Europa se non facciamo le riforme, dice il Presidente del Consiglio al seminario del PD sulle riforme. Cambiare le istituzioni non è autoritarismo, dice Renzi. Oggi via all'esame del nuovo Senato si parte dal testo Boschi. Tra l'altro sulla questione delle riforme c'è da segnalare su Repubblica, se non ricordo male, sì, su Repubblica, un'intervista a Roberto Calderoli che ha parlato con Renzi, chiedo scusa per il frusciare delle pagine, no, non la trovo più, non so se è su Repubblica o altrove, o sulla Stampa, l'intervista a Roberto Calderoli, o sul Corriere della Sera. Adesso il bello della diretta, come diceva quel tizio, è sul Corriere della Sera, pagina 6, l'intervista a Roberto Calderoli, correlatore della riforma del Senato. Il mio lodo per eleggere i senatori e tagliare i deputati. Si sceglieranno i senatori con le elezioni regionali, propone Calderoli. Ho parlato con Renzi, ci sta pensando. Modello svizzero, alle urne per i consigli regionali, uno spazio sulla scheda per indicare chi andrà al Senato. Quanto alla nuova Camera dei Deputati, sulla riduzione dei deputati, alla Camera sono tutti d'accordo. Propongo 400 componenti, l'ideale sarebbe 315. Poi vedremo cosa Renzi recepirà, se recepirà, della posizione di Calderoli. Intanto lasciamo anche l'Unità perché c'è da aggiungere soltanto il commento dell'ex direttore Claudio Sardo sul presidenzialismo no grazie. E andiamo al secolo XIX di Genova. Qui invece è una crisi sindacale e anzi una crisi aziendale a trovare spazio in prima pagina, quella della Piaggio, fabbrica occupata. Occupazione della fabbrica, sciopero a oltranza, altissima tensione alla Piaggio Aero di Sestri Ponente, proprio nelle ore in cui gli emiri arabi di Mubadala salgono al 98,05% delle quote azionarie. Prendendo il posto degli indiani della Tata, esplode il conflitto sindacale al termine di un'infuocata assemblea. I lavoratori genovesi sono contrari al piano aziendale degli emiri arabi, ma sulla linea dura decisa dalla FIOM, la UIL Metalmeccanici è critica. Divisioni anche tra gli operai di Genova e di Finale Ligure. Il governatore ligure Burlando prende tempo in attesa dell'incontro a Roma il 12 maggio. Dobbiamo fare pressing sul governo, dice Burlando, e la questione è trattata in dettaglio a pagina 14 e a pagina 15 del secolo XIX di Genova. Fabbrica occupata alla Piaggio di Sestri, assemblea ad alta tensione, si rompe il fronte sindacale. L'atteggiamento dell'azienda, dicono gli operai, è uno schiaffo per tutti. Dalle prime ore della mattina l'assemblea in sala mensa a Sestri, prevale la linea dura della FIOM, sciopero a oltranza e occupazione. A Finale Ligure l'assemblea più morbida decide però un blocco del trasferimento dei macchinari a Villanova fino al 12 maggio. Per Genova previste 117 eccedenze e 108 operai da trasferire a Villanova. Solo ad aprile i lavoratori hanno rinunciato a 20 ore di stipendio. A pagina 7 poi del quotidiano genovese c'è da segnalare l'articolo, anzi l'intervista di Ilaria Lombardo alla segretaria della CGIL pensionati Carla Cantoni. Noi siamo inutili se non cambiamo come sindacato. Un sogno avere un segretario trentenne, dice la leader, la segretaria generale dei pensionati della CGIL, che sono una parte non esigua, anzi praticamente più della metà degli iscritti alla CGIL. Sul quotidiano dei vescovi, Avvenire, segnalo soltanto rapidamente a proposito di calcio, criminalità eccetera, il pezzo di Alberto Caprotti sul modello inglese che ha vinto ma l'Italia non sa applicarlo, soltanto posti numerati e nessun tifoso in piedi. Dopo le leggi repressive della Thatcher, altri sistemi hanno insegnato ai tifosi britannici come comportarsi allo stadio, ma l'Italia non sa applicare questi metodi. E andiamo alla prima pagina del Foglio con, tra le altre cose, l'Andreas Version, il commento di Andrea Marcenaro nella sua rubrica di prima pagina, che oggi è dedicata al ministro dell'Interno. A polso, a carattere, pare nato per il Viminale, i suoi uomini lo adorano, la polizia gli dà del tu. I carabinieri si butterebbero nel fuoco per un capo siffatto e gli arrestati pure, per quanto si sentono protetti.
Lui fa, lui paga. Kazakistan, Kirghizistan, dove tocca tocca, ma Alfano è uno scudo, non scarica, si espone ed è informato, sempre. Sull'informazione poi ragiona. Il tifoso del Napoli, ha detto Alfano, non è stato ferito in un contesto legato alla partita. Nemmeno il contesto ha capito di dover concedere. Così si fa, scrive Marcenaro. E così ci si incazza, ma di brutto, perché mica vuol passare da mammoletta. E se ancora non vi basta quanto mi incazzo, ha digrignato i denti, sono pronto a comminare il daspo a vita. A vita, ha ripetuto, il daspo a vita. Passerà alla storia. Qui dorme Angelino Alfano, il liberale di ferro che ha varato l'erdaspolo. Scrive Marcenaro. A pagina 2 invece c'è il pezzo di Stefano Di Michele su Renzi, le prefetture e la resistenza della Bella di Lodi, a che si riferisce? Al prefetto di Lodi che ieri è stato intervistato dal Corriere della Sera perché voleva difendere il prefetto, la categoria dei prefetti, di cui si è ventilata forse una riduzione di numero da parte del governo Renzi, mentre per la Lega la soluzione è più radicale, come sapete, abolizione della figura del prefetto è uno dei quesiti referendari, uno dei quesiti insieme in primis all'abolizione della legge Fornero e agli altri quesiti referendari per i quali continua la raccolta firme. Ci si può documentare sul sito vieniafirmare.org o telefonando al numero 0266234234. Mentre sono da segnalare anche 3 dei 4 editoriali del Foglio di oggi: la presunta trattativa Stadio-mafia, cialtronaggine dei giornaloni e parole che mancano a Renzi, al Blair italiano. Se il fuorilegge diventasse sceriffo, il secondo editoriale, consegnare alle società gli stadi conviene anche per la sicurezza. E infine, tutt'altro argomento, nell'ultimo editoriale del Foglio di oggi, le europee e il voto inutile. Dai conti alla ripresa economica, a Bruxelles decidono tutto i governi. In che senso voto inutile, secondo il Foglio? Leggiamo un attimo. La differenza che c'è tra il Parlamento europeo e quelli che prendono le vere decisioni è molto chiara agli occhi dei cittadini. Si è lasciato sfuggire questa frase qualche tempo fa Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio dell'Unione Europea. Conferma più autorevole dell'inutilità del voto del 25 maggio per il Parlamento europeo non ci poteva essere. Bruxelles non cambia verso perché il Parlamento glielo chiede. Ieri Wolfgang Munchau, editorialista del Financial Times, è partito dalle parole di Van Rompuy per spiegare che votare non muterà l'equilibrio dei poteri dell'Europa. L'economista tedesco non crede che l'irrilevanza degli organismi comunitari sopraffatti dagli stati sia stata determinata dall'esplodere della crisi e dalla palese assenza di istituzioni adatte a fronteggiarla. Il fallimento degli euroburocrati, piuttosto, è stato intellettuale. Gli strumenti legislativi li hanno cercati e trovati i leader di governo, mentre nella Commissione europea, ricorda Munchau, qualcuno nel 2008 si preoccupava al massimo degli effetti del crollo di Lehman Brothers sulle norme che tutelano la concorrenza. Gli elettori dunque sono avvertiti, tutt'al più potranno inviare un segnale di discontento attraverso il Parlamento. Che questo sia raccolto è un altro paio di maniche. Conta di più, ancora una volta, avere un governo che costantemente e credibilmente difenda i propri interessi a Bruxelles. Ieri la Commissione ha detto, per esempio, che il nostro PIL crescerà dello 0,6% nel 2014 e dell'1,2% nel 2015, meno di quanto stimato dal governo. Starà al premier Renzi e al ministro Padoan evitare di farsi sopraffare diplomaticamente a giugno, quando sarà valutata la richiesta italiana di rinviare il pareggio di bilancio al 2016, triangolando coi governi per far ragionare i tecnocrati targati Unione Europea. Insomma, il voto per il Parlamento europeo non serve, dice il Foglio. Serve per la prima volta, però forse questa volta dare un segnale. Stavolta forse è la prima volta che si vota con qualche riferimento all'Europa. Il Parlamento peraltro un po' di poteri li ha acquisiti, ma soprattutto è un segnale politico che si dà, tant'è vero che fioccano le analisi come quella che abbiamo visto prima
sul quotidiano nazionale anche sull'orientamento degli elettori in altri paesi europei. È la prima volta che si registrano prese di posizione sulla moneta unica, sull'Europa, insomma su temi prettamente europei. Che poi il Parlamento conti o no, il segnale politico è la prima volta che può essere dato incisivamente. Delle ragazze di Nigeria si occupa sul Foglio invece Pio Pompa, a pagina 4. Pio Pompa, qualcuno forse se lo ricorda, era colui che insieme all'allora numero 1 dei servizi segreti Nicolò Pollari stilava le analisi e via dicendo. È stato oggetto anche di processi vari per spionaggio, per dossieraggio conclusisi in nulla, ma ad ogni modo è collaboratore del Foglio da lungo tempo e si occupa del caso Boko Haram, il gruppo islamista nigeriano che rivendica il sequestro delle studentesse e promette le venderemo, la corruzione e i servizi deviati in questa vicenda, secondo il resoconto di Pompa. Mentre 3 domandine naif del contribuente sul caso Alitalia le pone sempre sul Foglio Riccardo Gallo. Oltre a Etihad, compagnia degli Emirati Arabi, nella commedia Alitalia i primi attori siete voi, imprenditori privati, banche e società della mano pubblica. A un cittadino come me, scrive Gallo, viene voglia di farvi una domanda a ciascuno, ma prima devo ricordare i conti della vostra società. Nata a inizio 2009, la nuova Alitalia aveva presentato reddito operativo negativo pari a meno 243 milioni nel 2009, meno 77 nel 2010, più 3 nel 2011. Aveva raggiunto l'equilibrio economico operativo nel 2011 grazie a una gestione quasi miracolosa. Nel 2012, a causa dell'andamento del carburante, aumentò il costo variabile per unità di prodotto. Questo aumento non poté essere ribaltato sulle tariffe perché il mercato è concorrenziale e quindi il margine di contribuzione unitario diminuì. Il grado di riempimento medio degli aerei necessario all'equilibrio economico divenne superiore al 91%, quello effettivo fu pari al 73%. Per rimediare si sarebbero dovuti tagliare i costi fissi, ammortamenti e costo del lavoro, ma gli ammortamenti non si possono toccare e esuberi non ce n'erano. Dunque occorreva un'economia di scala, cioè una scala dimensionale della compagnia e un'offerta di trasporto molto maggiori per spalmare i costi fissi. In conclusione, nata a inizio 2009 con gestione oculata ma strategia asfittica, la nuova Alitalia farebbe bene oggi a prendersi un partner come Etihad, essendo però questo un extracomunitario. Per mantenere la licenza, la regola è che il controllo azionario resti in mano all'azionariato europeo. Domande agli azionisti imprenditori privati italiani di Alitalia. Entrando Etihad, perché non partecipate con slancio all'aumento di capitale rilevando una quota delle banche? Alle banche domanda, perché nel 2005 entraste nella vecchia Alitalia e dopo un bagno di sangue a fine 2008 entraste anche nella nuova, arrivando a un ruolo di azionisti di riferimento in un campo che non è il vostro? E alle poste italiane, perché avete accettato di entrare nell'azionariato di Alitalia con il 20%, subendo la mortificazione della bugia delle sinergie tra posta e aerei Alitalia? Insomma, soci privati cacciate la grana, che non sembra una trovata geniale, però soprattutto percorribile. Mentre lasciamo il Foglio con un riferimento soltanto all'inserto a pagina 1, l'articolone di Paola Peduzzi sulla Cool Britannia, su quanto sta bene la Gran Bretagna. C'è la fila per comprare casa, la fiducia è tornata nel Regno Unito e si è sposata con l'austerità permanente. Come testimoni ci sono un'azienda blu e una Corvette gialla. Gli esperti sostengono che a Londra sta per scoppiare la bolla immobiliare e intanto tutti si affrettano a comprare. Lo UKIP, il partito di Nigel Farage, vuole strafare alle europee per poi farsi sentire il 7 maggio del prossimo anno alle elezioni inglesi. I laburisti vogliono allontanare il colosso americano Pfizer, ma si stanno tormentando sul loro rapporto con il capitalismo. Lasciamo il Foglio e andiamo al primo piano di Italia Oggi. Intanto è da segnalare l'articolo di fondo del direttore, l'analisi del direttore Pierluigi Magnaschi. Con i violenti non si viene a patti, non cadono dal cielo le violenze dell'Olimpico e l'esperienza della Gran Bretagna che ha sconfitto gli hooligans
È basata su principi ovvi, scrive Magnaschi. Chi delinque negli stadi viene individuato, arrestato e processato per direttissima. Con i mezzi tecnici a disposizione della polizia, telecamere ad alta risoluzione e riprese acquisibili anche dalle TV, non è difficile individuare i facinorosi, che devono essere sanzionati in base a norme ineludibili, con il carcere, quando la sentenza è giustificata dai loro comportamenti, e o con il divieto di frequentare gli stadi, che potrebbe essere a vita. Non si vede perché debba essere squalificato a vita un calciatore che ha sferrato un pugno a un arbitro e non un tifoso che ha sequestrato un intero stadio. È sintomatico vedere che gran parte degli imbrattatori di vetture ferroviarie o di metro colti sul fatto venga da tutti i paesi europei, essendo da noi le sanzioni contro gli imbrattatori più deboli e improbabili. Costoro, che nel paese d'origine rischiano grosso, preferiscono venire in Italia per delinquere. Senza sanzioni applicate senza sconti, la delinquenza non può che dilagare e diventa brodo di coltura del terrorismo, conclude Magnaschi. Oggi i Notav si agitano non più contro un tunnel, ma contro l'intera società. Giancarlo Caselli, che lottò contro le BR, queste evoluzioni le conosce e, inascoltato, le ha denunciate. Pagina 6 invece di Italia Oggi c'è l'articolo di Cesare Maffi: dell'Europa se ne fregano tutti, e si spiega così anche perché l'Unione Europea non ci tenga in conto. In Italia le consultazioni per Strasburgo servono solo come regolamento di conti domestici, e questa è la vecchia solita tesi, a dire il vero. Comunque le europee sono sempre state usate così, ma mi pare di poter dire che stavolta almeno di temi europei ci si interessa per forza, visto che hanno un riflesso immediato sulla vita quotidiana, sulle tasche, sul tenore di vita dei cittadini. Dopo la pubblicità vediamo anche qualche altro articolo da Italia Oggi e chiudiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che mette in primo piano la Germania e la Francia che litigano sull'euro, come da titolo a pagina 5 e in prima pagina. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano combatte ogni giorno per cancellare il cancro. Insieme ce la faremo. Dai il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori. La tua firma conta molto. Codice fiscale 800 182 301 53. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista del settore arti grafiche. Offre un servizio personalizzato, dall'ideazione della grafica all'esecuzione della stampa, con tecnologie innovative che assicurano la massima qualità del prodotto. Depliant, cataloghi, roll-up, striscioni, manifesti. Con Damiano Brambilla la tua azienda troverà il giusto mezzo per farsi notare e scegliere. Chiama subito il 338 30 55 350 o scrivi a dambram@tin.it. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex. Torniamo allora a Italia Oggi, a pagina 8
Il pezzo di Anselmo Del Duca su Berlusconi all'ultima campana, in TV dall'Annunziata ruba spazio perfino a Salvini, tenta una rimonta disperata solo contro tutti, per lui oggi Renzi è una delusione. Ma a seguire, alle pagine 9 e 10 di Italia Oggi, c'è una lunga chiacchierata di Goffredo Pistelli con Giulio Tremonti. Il boom dello spread fu creato apposta, dice Tremonti, ce ne siamo accorti tutti nel novembre del 2011, e adesso abbiamo la certificazione del professor Tremonti che il boom dello spread fu creato apposta. Trichet disse che non avrebbe più comperato titoli di Stato italiani. Giulio Tremonti spiega come Bruxelles è riuscita a far pagare all'Italia i guai degli altri. Le grandi banche tedesche e francesi inondavano di denaro i paesi dell'Unione Europea coi rendimenti più elevati. È così che in Grecia sono state finanziate le Olimpiadi e le Mercedes tedesche. In questi giorni si dice che la fiducia è tornata a livello 2010. Ma chi c'era al governo in Italia in quell'anno? E lo spread era stato a 130 per i primi 3 anni della crisi. La Banca Centrale Europea, dice ancora Tremonti, stava alla finestra col fucile puntato soltanto sui bilanci pubblici e non si accorgeva che il pericolo veniva dalla finanza privata, dall'eccesso di crediti ai privati. Le stesse banche, con i loro disinvolti crediti a go-go, hanno cementificato la Spagna per creare non solo la seconda casa, ma anche una seconda vita ai popoli del nord. Il governo Monti ha fatto della paura la sua ragione fondante, il suo oggetto sociale, e quindi a sua volta ha generato altra paura con i suoi interventi nocivi e conclusionati. Le conseguenze sono state anche politiche. Ancora nel novembre 2011 il Movimento 5 Stelle era al 5%, ricorda Tremonti. L'Unione Europea raccoglie il male che ci ha fatto demonizzando la politica e poi imponendoci i suoi tecnici. Sempre da Italia Oggi va segnalato poi anche il commento di Tino Oldani a pagina 12 su Caltagirone, che sembra diventato il vero sindaco di Roma, mentre il sindaco eletto Ignazio Marino assomiglia a un ossequioso vice di Caltagirone, del suocero di Casini. Con 2 mosse clientelari, il sindaco di Roma Ignazio Marino ha salvato per ora la poltrona, ma non la faccia. Anzi, con una terza mossa, stangata fiscale, con cui ha colpito famiglie e imprese, ha fatto dei contribuenti romani i più tartassati d'Italia, in media 918 euro tra addizionale IRPEF, Tari e Tasi, contro i 478 del resto d'Italia. Un record odioso per cui il sindaco Marino viene contestato perfino da larghi settori della sua parte politica. Ma andiamo con ordine. Prima mossa, scrive Oldani. Nei giorni scorsi Marino ha incontrato il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, che finora lo aveva criticato duramente, in perfetta sintonia col Messaggero, quotidiano di sua proprietà, il più diffuso a Roma. Per capire come sia andato l'incontro è bastato leggere l'intervista che il sindaco ha concesso alle pagine romane del Corriere della Sera, fitta di elogi per il costruttore Caltagirone. Nei nostri dialoghi, ha detto Marino, ho scoperto una persona con una storia da rispettare, sia per l'impegno lavorativo da quando era ragazzo, sia perché è determinato e rigoroso. Dopo Acea e Metro C, visto che ora c'è dialogo, vorrei coinvolgere Caltagirone in un progetto culturale filantropico, ha detto ancora il sindaco di Roma. In attesa di fare il filantropo, commenta Oldani, Caltagirone continua a fare ciò che gli è sempre riuscito meglio di fare, gli affari. La conferma è arrivata con le prime indicazioni del comune sul rinnovo del vertice della Acea, la municipalizzata quotata in borsa, elettricità, gas, acqua, di cui Caltagirone è il primo azionista privato col 16,4%, il comune ha il 51%, la francese GDF Suez il 12,5%. A sorpresa Marino ha deciso di sostituire sia il presidente Cremonesi che l'amministratore delegato Gallo e ha indicato l'avvocato Paola Severino, ex ministro della giustizia nel governo Monti, per il ruolo di presidente, sia pure in una rosa di 5 nomi. Una scelta che ha suggellato la pace tra il sindaco e il suocero di Casini, Caltagirone. Perché? Perché la Severino è da sempre l'avvocato di fiducia del costruttore romano, Caltagirone, un legame consolidato anche sul piano familiare.
se si considera che Paolo Di Benedetto, marito della Severino, è stato finora uno dei 2 consiglieri d'amministrazione della ACEA in quota Caltagirone. Non solo, il sindaco Marino ha fatto sapere che in settimana si incontrerà di nuovo con Caltagirone per illustrargli le proprie posizioni sul rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione di ACEA, che il sindaco vorrebbe far dimettere al completo in anticipo, mandando così a casa i 3 consiglieri nominati dalla giunta Alemanno. E dalle poltrone il dialogo potrebbe estendersi alle quote azionarie, visto che da anni Caltagirone non fa mistero di volere la privatizzazione della ACEA. In gioco la cessione di un altro 21% della quota detenuta dal Comune di Roma, valutata in passato 550 milioni di euro, che alle casse del Comune di Roma farebbero comodo. Insomma, commenta Oldani, per Caltagirone sembrano tornati i bei tempi, quando in Campidoglio non si muoveva foglia senza il suo consenso, una stagione durata 20 anni, che ha visto la governance della capitale sia di sinistra che di destra quasi sempre subordinata ai desideri dei grandi costruttori, Caltagirone in testa. Ignazio Marino, che era partito lancia in resta per rovesciare il vecchio andazzo, dopo aver scoperto che le finanze comunali sono un buco senza fondo e dovendo scegliere tra coerenza e sopravvivenza, dopo appena un anno di mandato ha scelto di sopravvivere, anche a costo di sembrare un esecutore più che un decisore, cioè un vice ossequioso più che un sindaco plenipotenziario eletto dal popolo. Allo stesso spirito di sopravvivenza, conclude Oldani, sembra ispirata anche una seconda mossa, sostituire l'amministratore delegato di ACEA, Paolo Gallo, con Alberto Irace, responsabile dell'area idrica della ACEA, amministratore delegato di Publiacqua, che è poi la società affidataria del servizio idrico di Firenze, città non a caso, e di altre città toscane. Una scelta che si spiega solo col desiderio di Ignazio Marino di stabilire un solido rapporto con l'ambiente dell'ex sindaco di Firenze, oggi premier, Matteo Renzi, che tra i suoi primi atti di governo ha varato il decreto cosiddetto Salva Roma, salvando così anche la poltrona dello stesso Ignazio Marino. Irace, che in passato è stato vice sindaco PDS a Castellammare di Stabia, è un renziano dichiarato. Non solo, come amministratore delegato di Publiacqua, ha conosciuto Maria Elena Boschi quando l'attuale ministro per le riforme muoveva i primi passi in politica diventando consigliere di amministrazione della società Publiacqua, che è affidataria del servizio idrico di Firenze, da cui viene Irace, che adesso Ignazio Marino nominerà nella ACEA romana, giusto per tenersi amici Renzi e i suoi amici. Sempre poi dal primo piano di Italia Oggi, Milano al centro di ciò che cambia, il pezzo è di Gianni Credit dal sussidiario.net, Pisapia spiazza Fiumicino col Malpensa New York di Emirates e assieme al capoluogo lombardo e l'intera area settentrionale che si sta muovendo. Un pezzo dedicato ai movimenti in campo bancario finanziario soprattutto, ma non solo, anche politico. E chiudiamo da Italia Oggi con l'ultima segnalazione, da Berlino l'articolo di Roberto Giardina su Angela Merkel che non vuole abbandonare Putin. A sostegno della sua posizione c'è la Germania intera. Formalmente anche Angela Merkel polemizza con Mosca, ma non vuole affatto rompere sull'Ucraina. Per molti è difficile capire l'atteggiamento di Angela Merkel nei confronti di Putin e dell'Ucraina. A parole la cancelliera è dura, ma nei fatti la Germania è molto riluttante nel seguire la linea dura contro Putin voluta dagli Stati Uniti. Forse perché Frau Angela è più italiana di quanto si voglia credere, scrive Giardina, e non si sta attenti alle sfumature nelle sue dichiarazioni. In apparenza è intransigente, ma sul finale Merkel aggiunge un paio di riflessioni che lasciano intuire disponibilità al compromesso. Noi non vorremmo adottare altre sanzioni contro Mosca a meno che, conclude la signora. E poi, in visita a Washington, Angela Merkel ha chiuso con un attacco a Barack Obama, che tutti hanno tralasciato. I controlli della National Security Agency serviranno pure contro il terrorismo, ma non devono invadere la sfera privata dei cittadini, perché sono un pericolo per la democrazia, ha detto Merkel.
Obama non ha neanche finto di dispiacersi per avere spiato perfino il cellulare della cancelliera Merkel, e lei non dimentica. La fiducia tra Berlino e Washington è incrinata. Non bastano i sorrisi di Obama e i colpetti sulle spalle della Merkel per rimettere a posto il rapporto. Finché la Germania non romperà con Mosca, non ci sarà alcun accordo, no spy, commenta Wirtschaftswoche, il settimanale economico sempre preoccupato per il futuro delle imprese tedesche impegnate in Russia. L'esperto di sicurezza americano James Lewis è dell'opinione che la Germania ostacola i controlli americani di sicurezza in Europa perché parteggia per la Cina. Mosca o Pechino, sempre i nemici degli americani, e gli ingrati crucchi che pensano solo ai quattrini. Alla vigilia della visita negli Stati Uniti, Merkel era stata attaccata duramente dal senatore repubblicano John McCain. La guida della Merkel nella crisi provocata dall'Ucraina è penosa, ha detto McCain. A Berlino comanda l'industria e non la politica, dice McCain. E invece chi comanda a Washington? Ribatte Karl Georg Wallmann, responsabile politica estera per la CDU, i democristiani tedeschi, il partito della cancelliera. E il recente accordo tra Stati Uniti e Unione Europea non è forse basato sul predominio degli interessi economici? Merkel parla dunque, ma non vuole sacrificare la sua Germania e non abbandona Putin. Con ciò lasciamo Italia Oggi e veniamo, a proposito di Germania, al primo piano del Sole 24 Ore dedicato a Germania e Francia che litigano sull'euro. Per la Francia e per altri paesi l'apprezzamento dell'euro, cioè il fatto che l'euro valga troppo, penalizza le esportazioni, mentre il Portogallo termina il programma della Troica senza chiedere nuovi aiuti. Conti pubblici portoghesi più in ordine, economia più competitiva, scrive il Sole 24 Ore, ma la disoccupazione resta troppo elevata. Allora uno deve anche domandarsi come fa a essere l'economia competitiva se la disoccupazione è in costante crescita. Dov'è che è competitiva un'economia con tanti disoccupati e senza lavoro? In ogni caso, tornando invece alla questione dell'euro troppo apprezzato, cioè che vale troppo, la difficile situazione economico-politico francese, scrive Beda Romano per il Sole 24 Ore, continua a pesare sul dibattito in Europa. Ieri, a ridosso di una prossima visita del presidente francese Hollande in Germania, il governo federale ha respinto l'idea francese di orchestrare una svalutazione della moneta unica. La nuova, o meglio vecchia diatriba, è giunta mentre la Commissione europea pubblicava nuove previsioni di finanza pubblica, sempre critiche sulla Francia. Il corso dell'euro non è materia per le politiche nazionali, ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. Rispondendo a una domanda sulla posizione francese nella conferenza stampa del lunedì a Berlino, il braccio destro della cancelliera Merkel ha aggiunto: si tratta di una materia di competenza della Banca Centrale Europea che lavora a questi temi in autonomia. Noi non vogliamo dare consigli. La critica alla Francia da parte della Germania è stata chiara, perché la Francia vorrebbe svalutare l'euro. La Germania risponde: non ci devono essere interferenze politiche, è un compito della Banca Centrale Europea. Nel fine settimana il premier francese Manuel Valls ha chiesto un chiaro cambiamento nella politica monetaria. Da tempo una buona fetta dell'establishment francese protesta per la troppa forza dell'euro e chiede che la Banca Centrale Europea lavori per indebolire, cioè per svalutare la moneta unica. In Germania sia il mondo politico che l'ambito economico hanno visioni più serene, credono che un euro forte riduca il costo dell'importazione di materie prime ed è un pungolo nel fianco delle imprese per rafforzare la loro competitività. L'euro oscillava ieri intorno a 1,38 contro il dollaro, ben oltre la parità ma lontano dai massimi del 2008. Anche su base ponderata sugli scambi commerciali, la valuta è lontana dai massimi del 2009. Da tempo la Francia flirta con la possibilità di influenzare il cambio, anche per trovare una soluzione rapida ai suoi problemi strutturali. Cioè la sostanza è euro troppo forte, anche in Francia ciò non piace perché penalizza le esportazioni ed è il difetto di fondo della moneta unica su paesi diversi o anche che vivono
situazioni contingenti diverse. Infine, sempre dal Sole 24 Ore di oggi, citiamo rapidamente anche dalla pagina dei commenti il breve commento su il POS imposto per legge. È una delle novità di cui si occupa anche Italia Oggi in prima pagina, cioè i professionisti con l'obbligo di POS per la lettura e i pagamenti, diciamo sopra i 30 euro, con carta di credito o bancomat. I professionisti non sfuggono al bancomat. Il decreto sul POS, point of sale, non è illegittimo. Con un'ordinanza del TAR si è stabilito questo, è stata respinta la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti. In pratica il TAR del Lazio respinge la richiesta di sospensiva contro l'adozione di sistemi di pagamento elettronici dal 30 di giugno. Chi vende prodotti o offre servizi, commenta il Sole 24 Ore, servizi anche professionali, in questo caso la questione l'avevano posta architetti e ingegneri, dal 30 giugno chiunque vende prodotti o offre servizi dovrà garantire ai clienti la possibilità di pagare attraverso il POS, cioè bancomat, carta credito. Il tentativo del Consiglio Nazionale degli Architetti non ha ottenuto, dal TAR del Lazio, la sospensione della misura. Il punto per i professionisti è l'obbligatorietà di uno strumento che comporta costi a vantaggio delle banche che lo gestiscono. Se il fine fosse quello di garantire la tracciabilità dei pagamenti, le alternative potrebbero essere il bonifico o l'assegno, che sono tutti mezzi tracciati. Tutto vero. È strano, commenta il Sole 24 Ore, un paese dove la possibilità di effettuare pagamenti elettronici sia imposta per decreto legge e non appartenga alla sfera delle scelte e dei servizi offerti alla clientela. La modernizzazione imposta per legge può essere un ossimoro, una contraddizione, tuttavia la possibilità di pagare con denaro elettronico può essere una garanzia per il cliente. D'altra parte, gli strumenti per vigilare sui comportamenti delle banche ci sono. Il Ministero dello Sviluppo Economico deve fare la sua parte e l'antitrust ha le competenze contro i cartelli che proiettano i prezzi all'insù. Cioè, in sostanza, ok il POS e il pagamento oltre i 30 euro con carta di credito o bancomat, però evitiamo di fare un altro favore alle banche. Ci sono gli strumenti per controllarle, perché le banche potrebbero decidere di fare cartello per aumentare i costi per i professionisti obbligati all'uso del POS. Se c'è l'obbligo, scatta anche la tentazione a fare cassa. Torniamo a questo punto molto brevemente al primo piano del Corriere della Sera, che si occupa di Europa esattamente in apertura come il Sole 24 Ore, con i dati della Commissione Europea pessimi per l'Italia, tanto per cambiare, e l'Istat che dice i consumi delle famiglie sono in ripresa, ma il bonus di 80 euro avrà poca incidenza sulla ripresa economica, il bonus Renzi. Quanto costa davvero la cassa integrazione è invece il titolo dell'articolo a pagina 2 del Corriere della Sera di Enrico Marro, basato su la Corte dei Conti e le sue analisi. In 5 anni per la cassa integrazione in deroga sono stati spesi 5,7 miliardi, un paracadute per 1,2 milioni di lavoratori. Solo il 5,6% dei destinatari di cassa integrazione ha però ricevuto un'offerta di accompagnamento a un nuovo lavoro, che non c'è. Dal 2009 a oggi metà delle prestazioni sono andate a 4 regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, scrive il Corriere della Sera. Non è strano, perché qui si concentrano le attività produttive, e non è strano soprattutto alla luce del fatto che sono proprio le 4 regioni che ogni anno lasciano una barca di soldi nelle casse dello Stato. Sono proprio queste 4: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, le uniche regioni che messe insieme ogni anno regalano più di 100 miliardi alle casse di Roma, 60-70 soltanto la Lombardia. Anzi, sono ben più di 100 miliardi, una ventina il Veneto, una ventina l'Emilia Romagna, una quindicina il Piemonte. Fate voi i conti, si arriva presto a 120-130 miliardi regalati dalle 4 regioni del nord alle casse romane. Non è poi strano che i meccanismi di cassa integrazione, laddove servano e in crisi servono, vadano ai lavoratori delle regioni che intanto sono benefattrici nette dello Stato italiano, e poi sono le regioni nelle quali è più presente il tessuto imprenditoriale.
Sempre poi dal primo piano del Sole 24 Ore, anche qui c'è il litigio sull'euro forte di Parigi e Berlino. L'Italia sta con la Francia, ma la cancelliera tedesca Merkel avverte: le politiche monetarie spettano solo alla Banca Centrale Europea. Il pezzo è di Ivo Caizzi. L'Eurogruppo dei 18 ministri finanziari ha valutato il problema dell'euro forte e delle conseguenze penalizzanti per le esportazioni europee. La polemica è stata innescata dalla Francia rispetto alla Germania. La Francia cosa vuole? Vuole una politica monetaria della Banca Centrale Europea che porti alla svalutazione competitiva della moneta unica, simile a quella attuata dalla Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti. A Berlino non ne vogliono neanche sentir parlare. Quello che abbiamo già detto prima. Mentre a pagina 5 del Corriere della Sera c'è Renzi che attacca Grillo e gli dà di sciacallo e chiama il Partito Democratico alla mobilitazione. Alle urne, derby tra rabbia e speranza. Faremo 10.000 banchetti tra il 17 e il 18 maggio, la settimana prima del voto, annuncia Renzi, che secondo il Corriere sarebbe preoccupato per il voto del Sud, i 5 Stelle dati in vantaggio in Sicilia e nelle altre regioni del Mezzogiorno, Sardegna a parte. Poi c'è il capitolo dedicato alle riforme, di quello parleremo quando il testo sarà chiaro, perché quello presentato da Renzi, ormai si è capito, doveva essere approvato il 25 maggio, ma si andrà al 25 delle calende greche, perché c'è ancora tanto da discutere, compreso il lodo Calderoli, che ieri ha depositato in Senato un ordine del giorno con 5 pagine fitte fitte che ridisegnano il Senato e diminuiscono anche il numero dei deputati della Camera dei Deputati. Secondo Calderoli, che è correlatore di maggioranza della riforma del Senato, i contenuti del documento riassumono la volontà dell'80% dei senatori in commissione. Calderoli illustra le sue proposte oggi a Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, proposte che poi bisognerà vedere se vengono recepite e come dalla maggioranza, dal governo Renzi in primis. Mentre Napolitano ha detto che ha anche detto che i magistrati devono evitare i personalismi, devono ricercare la sobrietà nei comportamenti professionali e anche in quelli privati. Io sono stato aggredito, ha detto Napolitano, ma ho sempre difeso la divisione, la separazione dei poteri. A pagina 13 del Corriere della Sera, invece, saltata la politica italiana, vabbè, a parte Fassino e il dito medio, non porgo l'altra guancia, dice il sindaco di Torino. A pagina 15 invece c'è il servizio sulla Nigeria e il video che è stato fatto circolare dagli islamici di Boko Haram: studentesse vendute o sposate con la forza. Abbiamo preso le vostre figlie, sono schiave, le venderemo al mercato in nome di Allah. Con queste parole il leader del gruppo terroristico islamico Boko Haram in un video si rivolge direttamente alle madri, che finezza, delle oltre 200 studentesse nigeriane prelevate il 14 aprile da una scuola prima dell'ultimo esame nella regione del Borno. Madri straziate da 3 settimane di penosa attesa, di inutili ricerche nella foresta e di proteste sotto i palazzi del potere nigeriano. Gli sforzi delle madri e il loro dolore non hanno portato a far luce. Neanche la notizia diffusa dalle autorità locali su un trasferimento delle ragazze in Chad o in Camerun, dove potrebbero essere state vendute per l'equivalente di $12 ciascuna, neanche questa notizia ha trovato conferme. Ora le parole del capo dei ribelli tolgono ogni dubbio. Nel filmato lungo 53 minuti e ottenuto ieri dall'agenzia di stampa AFP è arrivata la rivendicazione del clamoroso gesto, il primo di questo tipo nella sanguinosa carriera del gruppo estremista islamico che dal 2009 semina il terrore nel nord della Nigeria. È di ieri l'assalto a un'altra cittadina del Borno, dove gli abitanti sono stati costretti a fuggire nel vicino Camerun. Allah dice che devo venderle, mi comanda di venderle e io venderò le donne, dice il capo dei ribelli islamici, Abubakar Shekau, secondo la traduzione dalla lingua locale Hausa fornita dalla CNN. In divisa da combattimento davanti a 2 pick-up dotati di mitragliatrici, affiancato da 6 soldati armati a volto coperto,
Il capo del gruppo islamico Boko Haram lancia accuse contro gli sforzi di coesistenza tra cristiani maggioritari nel sud della Nigeria e musulmani prevalenti al nord e contro l'educazione occidentale. Il capo di Boko Haram dice in questo video di tenere le ragazze come schiave perché devono lasciare la scuola ed essere date in sposa. Alcune madri delle studentesse rapite, insieme a una delegazione di attiviste della campagna lanciata su Twitter Bring Back Our Girls, tra le adesioni Hillary Clinton, hanno incontrato domenica la moglie del presidente della Nigeria, Jonathan, ma al termine del colloquio la leader del movimento sarebbe stata fermata dalla polizia e, a detta delle sue compagne, su ordine della moglie del presidente nigeriano. Il legale della donna precisa: l'hanno fermata per le proteste che sta promuovendo ad Abuja, a meno di 200 metri dall'hotel Hilton, che ospiterà da domani fino a venerdì il World Economic Forum africano. Abuja come Davos, un palcoscenico internazionale che il governo nigeriano non vuole sia offuscato da tragedie interne, che tali ormai non sono più, scrive il Corriere, come rivendicano le donne scese in piazza e come ha sostenuto lo stesso presidente nigeriano. Infine, sempre dal Corriere della Sera, per la pagina di cronaca andiamo rapidamente: l'appello di Regione Lombardia, cercasi medico per il metodo Stamina, ed è polemica su chi ha lanciato l'appello, cioè l'assessore alla salute e vicepresidente della regione Mario Mantovani, che ha detto che la Lombardia cerca medici disponibili ad aiutare i malati che vogliono continuare le cure con il metodo Stamina. L'annuncio è arrivato dall'assessore Mantovani nell'ultima commissione sanità della regione, nelle stesse ore in cui, davanti agli ospedali civili di Brescia, alcune famiglie di malati protestavano in presidio per chiedere la prosecuzione delle cure. Resta da segnalare infine dal Corriere della Sera di oggi la pagina delle lettere, dove la signora Renata da Vallebona, Imperia, scrive quanto segue: sono transitata da Ventimiglia, dove bivaccano molte decine di immigrati clandestini che cercano di entrare in Francia. Sono respinti senza alcuna selezione dalla Francia e chi riesce a passare, se individuato, è immediatamente riportato alla frontiera in Italia. E noi, si domanda la signora Renata, mi chiedo se possiamo farci carico di tutti, visto che la Francia e la Spagna non fanno complimenti e realisticamente respingono i migranti. Qui, secondo me, non è problema solo della Lega brutta, cattiva e disumana, ma dell'ordine e della civile convivenza nel nostro paese, scrive la signora Renata, e viene pubblicata nelle lettere al Corriere della Sera di oggi. Con ciò ci salutiamo, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente, con